La procura di Padova indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere sull'Ungargine Boschetto. La vittima, un nordafricano di circa 40 anni, nei prossimi giorni verrà affidato l'incarico per l'autopsia. Cade da un'impalcatura e muore, tragico infortunio per un 40enne operaio di Musile che stava lavorando in un'azienda vinicola a Loncon di Annone, Veneto. La tragedia di Gorgo, la morte delle due ragazze indagati per omicidio stradale, 2 giovanissimi alla guida. Per chi era a bordo dell'auto che ha compiuto il sorpasso potrebbe profilarsi anche l'omissione di soccorso. Mercoledì pomeriggio, lutto cittadino, i funerali di Stato ad Anguillara per l'agente eroe morto nel tentativo di salvare il 75enne finito con l'auto nel Gorzone. Il parroco ha dato la sua vita come Gesù. In un palasport di Bassano, gremito di persone, funerali del 17enne ucciso dalla meningite. Il dolore delle comunità di Tezze e Riese. Sulla bara la maglietta della sua squadra di basket. Lupi sempre più vicini ai luoghi abitati nel Bellunese. In un video registrato ieri mattina a Borgo Valbelluna le immagini del predatore ripreso vicino a un'abitazione. Album di figurine con cuccioli di animali distribuiti agli anziani delle case di riposo per confortare e far tornare bambini gli ospiti delle RSA, l'iniziativa di un'associazione di volontari di Bassano. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni lunedì, il sondaggio di Ring, la trasmissione del vice direttore Ferdinando Avarino che torna anche questa sera a partire dalle 21:15. Strage dei migranti, Piantedosi, il ministro all'interno deve dimettersi, come peraltro stanno chiedendo diverse forze politiche, la stessa leader del Partito Democratico Elly Schlein. Se sì, deve dimettersi. 0422 1626 691, se no il numero quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ring, che torna con Avarino a partire dalle 21:15. La cronaca, dicevamo, con la Procura della Repubblica di Padova che indaga per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere sull'Ungargine Boschetto nella città del Santo. La vittima è uno straniero di circa 40 anni. 10 coltellate, la procura indaga per omicidio. È un nordafricano di circa 40 anni l'uomo il cui corpo senza vita è riaffiorato domenica mattina dalle acque del Bacchiglione. È stato avvistato da un passante che stava facendo jogging sull'Ungargine Boschetto all'altezza della passerella che collega i due quartieri di Brusegana e Volta Brusegana a Padova. Sul corpo dello straniero vistose ferite all'addome e al volto e alcune contusioni, segno che prima di finire in acqua potrebbe aver ingaggiato una colluttazione. L'identificazione non è stata facile visto che l'uomo non aveva i documenti. Per avere la conferma definitiva che si tratti di un 40enne tunisino bisognerà attendere l'esito degli esami dattiloscopici. Sul luogo del ritrovamento del cadavere la polizia scientifica ha raccolto numerosi reperti. Sull'Ungargine il medico legale per un primo esame e il pubblico ministero Sergio Dini. Il corpo era in acqua da qualche ora, le ferite sembravano recenti e provocate da un'arma da taglio, almeno 10 quelle rilevate dal medico legale che quindi conferma quelli che erano stati i sospetti iniziali, ovvero che fosse un omicidio. In tasca lo straniero aveva dei soldi, quindi non si esclude che all'origine del delitto ci sia un regolamento di conti tra stranieri. Ennesima tragedia sul lavoro questa mattina ad Annone, Veneto. La vittima è una 40enne. Michele D'Avanzo aveva appena 40 anni e una vita davanti, una vita che si è spezzata improvvisamente in un'azienda vitivinicola di Loncon, in comune di Annone Veneto. Originario di Musile di Piave, è caduto da un'impalcatura mentre effettuava dei lavori per conto di una ditta esterna, un volo di 4 metri, le cui conseguenze si sono rivelate fatali. I soccorsi sono stati allertati subito, ma i sanitari del SUEM non hanno potuto far altro che constatare il decesso. L'autoambulanza è tornata vuota. Michele è tragicamente l'ennesimo lavoratore che questa sera non tornerà a casa. È una moria continua in questo territorio, in questo Veneto. Le regole ci sono ma non sono rispettate. Servono più controlli, serve più attenzione, ma nello stesso tempo abbassare la logica del profitto. Questa mattanza deve terminare. A Loncon i sanitari hanno dovuto cedere il passo ai carabinieri di San Stino di Divenza e ai tecnici dello Spisal, chiamati a indagare sulle cause dell'incidente, verificare il rispetto delle misure di sicurezza ed eventuali responsabilità dell'accaduto. L'indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone.
In qualità di sindaco della città metropolitana, Luigi Brugnaro ha espresso profondo cordoglio e sentite condoglianze alla famiglia. Il 2022, ha ricordato la CISL, ha registrato un pesante tributo di morti sul lavoro. 74 persone decedute in Veneto, di cui 15 nella provincia di Venezia. Il 2023 si sta presentando nel peggiore dei modi e vede in Veneto già 10 vite spezzate nell'esercizio del loro lavoro. Come sindacato siamo stanchi di fatti come questi, siamo stanchi di assistere a parole, a commozione quando avvengono fatti come questi e al silenzio totale tutti gli altri giorni dell'anno, in cui invece gli infortuni sono un elemento costante che noi spesso denunciamo e segnaliamo, purtroppo troppe volte inascoltati. Lo schianto mortale di Gorgo al Monticano del weekend, la procura ha aperto un fascicolo, indagati per omicidio stradale i conducenti delle due auto, il 19enne alla guida della BMW che si trova in fin di vita all'ospedale di Treviso, l'amico a bordo della Polo che è stato rintracciato dopo ore dall'incidente. Quest'ultimo potrebbe rischiare, come ci racconta Daniela Sizia, l'omissione di soccorso. Un sorpasso azzardato ad alta velocità, il contachilometri che si ferma ad oltre 140 km/h. L'impatto è devastante, l'auto, la BMW, si accartoccia sul platano. Eralda Spaillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17, perdono la vita intrappolate in quell'inferno. La procura di Treviso ha aperto un'inchiesta. Saranno indagati per omicidio stradale i conducenti delle due auto. Un atto pressoché obbligato. Si tratta di Michele Tatani, 19 anni, alla guida della BMW, grave all'ospedale di Treviso, e il coetaneo conducente della Polo rintracciato dopo ore dai carabinieri di Conegliano. Quest'ultimo, ma sarà la magistratura a decidere, rischia anche l'omissione di soccorso. Al vaglio la posizione degli occupanti della stessa macchina. Lungo via Sant'Antonino non ci sono telecamere di sicurezza. Alla base della tragedia forse una bravata, un sorpasso, poi quell'istante in cui le due auto si toccano, la BMW si schianta. Tutto il resto è da ricostruire. Certo che la Polo non rimane nel luogo del sinistro. I ragazzi chiamano il 118, poi si allontanano, forse tornano a casa. Ora gli investigatori stanno cercando altri testimoni oculari. Verrà inoltre disposta una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica del sinistro, per verificare l'eventuale nesso di causalità tra il contatto tra le due vetture e l'uscita di strada della BMW, spiega Marco Martani, capo della Procura di Treviso. Non solo, sono stati effettuati gli accertamenti di rito su due conducenti, alcol test e assunzioni di sostanze stupefacenti, tenendo conto che il 19enne alla guida della Polo è stato rintracciato e sottoposto ai test dopo diverse ore dalla tragedia. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Treviso, Gabriella Cama. Stabili le condizioni di Michele, ricoverato all'ospedale di Treviso. La situazione è stabile, pensiamo che possa andare anche in miglioramento. È chiaro che aspettiamo qualche giorno per essere più certi di questo. Daniel, l'altro giovanissimo a bordo della BMW, ha invece subito un intervento chirurgico all'Angelo di Mestre. Anche le sue condizioni, seppur gravi, sarebbero in leggero miglioramento. Sui social le foto, i sorrisi delle due vittime. Un anno fa Barbara aveva postato un TikTok, un video stilizzato in cui chiedeva al fidanzato di andare piano in macchina. Un gioco che oggi suona come la sinistra profezia di un destino troppo crudele. Francesca Bozza e Simone Merlo oggi sono ritornati sul luogo dello schianto. Una distesa di fiori, quasi a voler coprire i segni lasciati dalla BMW che qui sabato notte ha finito la sua corsa. Intorno alcune candele, rose, orchidee per Barbara Brotto ed Eralda Spaillari, le due giovanissime che hanno perso la vita nello schianto. E poi tanti messaggi. Un'amica che tutti vorrebbero, che non si fermava davanti a niente, con tanti sogni da realizzare, si legge in un biglietto. In un altro l'addio delle amiche ad Eralda. Sei sempre stata e sempre rimarrai una persona decisa, determinata, pronta ad aiutare nei momenti più difficili con il tuo carattere forte. Incontriamo due signore, non conoscevano i quattro ragazzi, ma hanno deciso di raggiungere via Sant'Antonino per sistemare i mazzi di fiori e fare una preghiera. I giovani che oggigiorno spesso vanno a finire così,
ci fa tanto male. Per Gorgo al Monticano, Oderzo, Ponte di Piave, questi sono giorni di dolore, di silenzio. Quel silenzio che avvolge le famiglie delle due ragazze, ma anche quelle dei loro fidanzati di 18 e 19 anni di Motta di Livenza e Pravis Domini, rimasti gravemente feriti nello schianto. Nel Pordenonese il padre del ragazzo alla guida della BMW non ha voglia di parlare, dice solo che pensa al figlio grave in un letto d'ospedale. E poi ci sono i messaggi lasciati dai titolari dei due locali nei quali le ragazze lavoravano. La pizzeria rimarrà chiusa per una grave perdita di una nostra cara collega e amica, recita il cartello appeso oggi all'esterno del ristorante Costa Azzurra di Ponte di Piave, dove Eralda faceva la cameriera. Barbara invece lavorava in una pizzeria di Gorgo al Monticano, ieri chiusa per lutto, come spiegato in un post su Facebook con l'addio alla 17enne. Eri un angelo in terra, ora lo sei in cielo. Prima di questo impiego la giovane di Oderzo aveva svolto tra luglio e settembre 2022 uno stage estivo alla cooperativa sociale I Tigli, dove la ricordano come una ragazza discreta, educata, che aveva eseguito in modo rigoroso le mansioni affidate. In via del Chilo a Negrisia, dove Eralda viveva con i genitori e 2 fratellini, veniamo accolti da un familiare. Si scusa ma non riesce a parlare, una mano sul cuore, il dolore è troppo forte, sussurra. Purtroppo, non so se mi capite, ma non sono in grado di dire niente. Questa mattina qui è arrivata per esprimere ai genitori di Eralda la vicinanza di tutta la comunità anche la sindaca Paola Roma, all'uscita visibilmente scossa. Abbiamo dato la massima disponibilità da parte nostra, di tutta l'amministrazione, proprio per quello che sia possibile fare in questi casi e quindi dare il nostro supporto. Qualsiasi cosa, la famiglia doveva sapere che la comunità era vicina e qualsiasi cosa di cui hanno bisogno noi siamo qui a disposizione, perché chiaramente il dolore è molto grande e quello che possiamo fare siamo qua per poterlo fare. Sicuramente all'inizio con quello che sarà necessario, ma anche poi successivamente, perché chiaramente sono lutti, sono drammi familiari dei quali ovviamente dovremo anche prenderci cura, soprattutto anche del dopo. E c'è un'altra comunità avvolta dal dolore, quella di Anguillara Veneta, che si prepara all'ultimo saluto ai funerali di Stato del poliziotto eroe. Mercoledì una giornata di lutto cittadino ad Anguillara Veneta. Le bandiere saranno a mezz'asta, scuole e negozi chiusi. Alle 15:30 nella chiesa parrocchiale si svolgeranno i funerali di Stato in forma solenne di Domenico Zorzino, il poliziotto eroe del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, morto nel disperato tentativo di salvare la vita a Valerio Buoso, il pensionato finito con la sua auto nelle acque del Gorzone e annegato insieme a lui. L'addio al 75enne invece sarà celebrato sempre mercoledì ad Anguillara, ma alle 10:30. La comunità del piccolo paese della Bassa Padovana si stringerà attorno alle famiglie delle 2 vittime distrutte dal dolore. Martedì sera alle 20:45, sempre in chiesa, invece, è stato organizzato il rosario per entrambi. Mercoledì nella palestra comunale di Via Olimpiadi, 2 ore prima dell'inizio dei funerali di Domenico Zorzino, sarà allestita la camera ardente per consentire a tutti un momento di raccoglimento prima delle esequie. Poi il feretro dell'assistente capo della Polizia di Stato verrà portato in chiesa per il picchetto d'onore dei suoi colleghi. Alla cerimonia, che verrà officiata dal vescovo di Padova, Monsignor Claudio Cipolla, insieme al parroco di Anguillara Veneta, Don Giampaolo Assiso, e il cappellano della Polizia di Stato, Don Ulisse Zoggia, prenderà parte anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini. Il poliziotto, 50enne, da oltre 30 anni in servizio alla questura di Padova, è stato ritrovato abbracciato all'anziano vicino di casa, nella classica posizione che si fa nelle procedure di salvataggio, segno che non lo ha mai abbandonato, nemmeno quando sentiva che le acque gelide del Gorzone stavano risucchiando anche lui. 2 le famiglie distrutte ad Anguillara Veneta, ad assisterle, ad aiutarle in questo momento il parroco. Una corona di gigli bianchi e iris viola sull'argine del Gorzone, dove sabato sono stati ritrovati i corpi senza vita di Valerio Buoso e Domenico Zorzino, il poliziotto che si era gettato in acqua per cercare di salvarlo. La famiglia del pensionato non si dà pace, si sente in colpa con la famiglia di Zorzino. Io ho assistito tra l'altro nei giorni scorsi, nella giornata di venerdì e di sabato, alle ricerche lungo l'argine, a questo momento struggente in cui sono stati trovati i corpi dei nostri 2 amici e al momento in cui assieme a Don Ulisse proprio abbiamo dato la benedizione. Tra l'altro assistevo anche a questo momento in cui il figlio di Valerio voleva chiedere scusa
alla famiglia di Domenico. La famiglia diceva non devi chiedere scusa di niente, perché è un gesto che Domenico davvero ha sentito di fare, quello di fare di tutto per salvare la vita per una persona che aveva bisogno. Le due famiglie domenica si sono parlate al telefono, si sono strette in un abbraccio a distanza, unite nel dolore. La moglie del poliziotto ha cercato di consolare il Buoso, spiegando che Domenico era fatto così, sempre pronto a soccorrere il prossimo. Un gesto che lo ha portato già in paradiso, ha detto Don Giampaolo, parroco di Anguillara, che in questi giorni sta confortando le due famiglie. Non oso pensare che non sia già in paradiso chi dona la sua vita per il proprio fratello, chi ha fatto proprio come Gesù, che sulla croce è morto per salvare tutti noi, e Domenico ha fatto proprio questo, non ha avuto timore di affrontare il rischio della morte proprio per aiutare una persona che era in difficoltà, e quindi ci rimane davvero questo gesto di altissimo valore umano, anzi un valore divino potremmo dire. Venerdì pomeriggio Domenico Zorzino, libero da servizio, stava passeggiando sull'argine del Gorzone con i suoi due cani quando ha visto l'auto di Valerio Buoso inabissarsi in acqua. Ha eseguito tutto secondo le regole, prima ha allertato i soccorsi, poi si è gettato in acqua. I due border collie sono rimasti fermi a guardare il loro padrone. Un destino beffardo, anche quello di Valerio Buoso, forse tradito da un malore alla guida. Martedì si doveva operare al cuore. Ma è una lunga scia di dolore quella che pervade il Veneto in queste ore. Oggi a Bassano del Grappa l'ultimo saluto a Tommaso Fabris, il 17enne è colpito da meningite. Non c'è tempo da perdere, è il tempo di vivere. Queste le parole di Don Pietro Savio, parroco di Tezze sul Brenta, che hanno accolto il feretro di Tommaso Fabris, il 17enne stroncato da una meningite fulminante in una gremita CMP Arena di Bassano, dove si è celebrata la cerimonia funebre per dar l'ultimo saluto al giovane campione di basket, studente al liceo scientifico Jacopo da Ponte. Un dolore diffuso, un dolore inspiegabile, inaccettabile, dove però hanno trovato spazio tutta l'energia, la forza, la voglia di vivere che Tommy era riuscito nei suoi 17 anni a trasmettere a tutte le persone che lo hanno conosciuto, che si sono affezionate a lui, anima bella, come è stato definito in più occasioni. È saputo essere un giovane, nella sua semplicità e intelligenza, capace di fare del bene, di donarsi. Sulla bara ricoperta di fiori bianchi le magliette delle squadre di basket dove giocava a Bassano e Riese, i fiori arancioni a forma di pallone da pallacanestro, le foto, le scritte. E poi improvvisamente sul palazzetto è calato il silenzio, un silenzio assordante in cui c'era tutto il dolore della perdita. Un silenzio rotto dalle testimonianze di chi ha voluto salutare l'amico, il compagno, il fratello, lo studente, il figlio di una comunità intera. Dire che ci mancherai esprime solo parzialmente l'enorme vuoto che lasciano tutti noi. Mancherà il tuo carattere educato, umile ma consapevole, il tuo sorriso contagioso, i tuoi applausi e incoraggiamenti. Aver incontrato nel cammino della vita la tua anima bella è un dono grande. Tommy, ora ti chiediamo di aiutarci. Aiutaci a sentirti nei nostri cuori attraverso sentimenti belli. Dai compagni di classe un grazie corale per quello che è stato questo splendido 17enne strappato troppo presto alla vita. Grazie per le risate che ci hai regalato, passando le giornate a farti beccare usando il cellulare. Grazie per aver provato a far capire matematica a metà classe dicendo sempre ma è facile, quando in realtà lo era solo per te. Grazie per la tua pronuncia inglese che ha reso tutti noi più sorridenti. Speriamo che lassù ti accolgano e trattino nel migliore dei modi. Ovunque tu sia, continua a sorridere come facevi quando eri qui con noi. Una bellezza, una spontaneità, una bontà che hanno trasformato questa triste giornata di lacrime in un inno alla gioia, quella gioia che tanto amava Tommaso. Sarai un angelo custode che sorveglia tra noi, perché il ruolo da guardia non te lo toglierà mai nessuno. Noi alzeremo lo sguardo e guarderemo il sole. Tu salutaci e aspettaci.
Voltiamo pagina e andiamo nel bellunese per parlare di lupi. Guardate cos'è successo ieri mattina a Borgo Valbelluna. Non credeva ai propri occhi quando ieri mattina, affacciato alla finestra della sua casa, ha visto un lupo giocare nel prato con il pallone dei suoi bambini. Le 7:30 del mattino a Morgan di Trichiana, in comune di Borgo Valbelluna, Manuel si accorge della presenza del lupo e corre a prendergli il suo telefono cellulare per immortalare la scena. Il prato è nella sua proprietà, a 20 metri dalla porta di casa. L'immagine del grande predatore che gioca con un pallone tutto infonde fuorché timore, ma a bocce ferme quella sensazione assale lo spettatore, papà di 2 bambini. Non è la prima volta che il lupo si palesa nel comune di Borgo Valbelluna, dove le predazioni nel corso degli ultimi anni sono state numerose, tali da spingere il sindaco Stefano Cesa a informare il prefetto. Stessa cosa nei comuni del Cadore e dell'Agordino, dove, dicono alcuni residenti, si ha paura a portare a spasso il proprio cane ad addentrarsi nel bosco, sia pure per brevi passeggiate. Il prefetto nelle scorse settimane ha convocato il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. La presenza del lupo non pregiudica l'incolumità dell'uomo, ha detto Savastano ai sindaci. L'approccio alla questione deve essere scientifico e non emotivo. Quanto ai livelli di rischio, la provincia si trova al primo livello in una scala di 7. Il quarto si raggiunge quando l'animale viene avvistato a meno di 30 metri dalle case, come accaduto ieri a Morgan. Un comportamento così confidente richiede attenzione. Se si ripete, potrebbero essere attivate misure di contenimento, come è accaduto sul Grappa, dove un lupo è stato colpito con proiettili di gomma. Ritorniamo adesso nel Bassanese per parlarvi di un'iniziativa che sta tenendo banco nelle case di riposo. Fragili ma non soli. Gli anziani ospiti nelle RSA hanno vissuto un periodo difficile durante gli anni della pandemia, ma l'età non è un peso per chi sceglie di tornare bambino. Nessun elisir miracoloso per questa ricetta, che comunque di ingredienti ne ha pochi ma buoni. La socialità, la manualità, la stimolazione cognitiva e un album di figurine che porta con sé la magia di sentirsi davvero protagonisti di un viaggio indietro nel tempo. In base a uno studio scientifico, quindi è una cosa fatta, pensata, e hanno visto che questo album aiuta molto gli anziani in RSA, ma anche quelli malati di Alzheimer, al primo stadio, a riprendersi. Si tratta di un album di figurine per i nonni, con immagini di cucciolotti da collezionare, incollare e scambiarsi, coinvolgendo gli anziani in un gioco che ha benefici terapeutici. Album che vengono distribuiti gratuitamente da AVO, l'associazione Volontari Ospedalieri, che seguono il progetto e la sua evoluzione. L'iniziativa è già partita nelle case di riposo qui di Bassano, che è Villa Serena, lo Sturm Pazzaglia e anche la RSA di Cartigliano. Mi hanno detto che è stato ben gradito dagli anziani, perché stanno ritornando bambini, le fotografie sono belle, gli piacciono, e poi anche perché l'album rimane personale. Gli anziani ultimamente sono stati lasciati poverini per la pandemia, eccetera, un po' da soli, e quindi adesso abbiamo dato un qualche cosa per far vedere che non sono soli, c'è qualcuno che li aiuta, le case di riposo, ma anche i volontari che ben volentieri gli stanno vicino. Io non ho particolari aggiornamenti da darvi, dal Veneto è tutto anche per questa edizione, vi lascio al meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Pressione ancora debole sul nostro territorio, dove il tempo sarà in genere buono, sia pure con qualche pioggia portata da correnti umide e miti. Il dettaglio di martedì 7 marzo. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e rasserenamenti, con nebbie sparse di notte e in dissolvimento poi la mattina. In giornata prevarrà il sole, ma non si escludono locali piovigini sui monti, in possibile sconfinamento anche alle pianure limitrofe. Temperature con andamento irregolare, minime tra 1 e 5 gradi, massime invece tra 8 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà un po' più coperto sui rilievi, dove sarà probabile qualche precipitazione, in genere di debole intensità. In pianura sarà asciutto e con ampie schiarite.
Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si prevede un cielo soleggiato solo con qualche locale annuvolamento. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 13-14 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.